In questo periodo di emergenza da coronavirus le scuole sono ancora chiuse. Alcuni istituti si sono attrezzati tramite lezioni trasmesse con il registro elettronico, ma ci sono casi come qui a Vittorio Veneto dove le lezioni vengono trasmesse online. Com'è che ti stai trovando con questo sistema? Ma io mi sto trovando molto bene perché appunto alle porte della maturità è molto importante seguire tutte le lezioni e l'importante è cercare di riuscire a comunque seguire il programma. E facendolo via computer è molto interessante perché permette di stare a casa, stando proprio nel proprio habitat naturale e quindi è una bella esperienza e quindi voglio proprio ringraziare, penso di parlare a nome di tutti gli studenti, ringraziare la mia scuola e tutte le scuole perché hanno dato questa possibilità di collegarsi via internet e ringrazio tutti i professori che hanno dato la loro disponibilità. Secondo te questo sistema potrebbe essere adottato anche in altri momenti, per esempio, non so, altre emergenze o magari chiusura delle scuole per altre motivazioni? Certo, penso che sia un metodo che può essere applicato, già molte università lo stanno facendo come appunto prassi, però credo che la cosa migliore sia andare in classe perché manca tutta quella parte di relazione sociale con i compagni, con i professori che è molto importante, però comunque è una buona soluzione per questi casi soprattutto. Abbiamo fatto fino ad ora 2 lezioni ieri, una di italiano e una di spagnolo e come orario si è lo stesso della scuola e precisamente segue l'orario scolastico proprio.